Dunque, buonasera, benvenuti all'ultimo dei nostri incontri, 7 di 7. Sono iniziati dunque ormai un po' di mesi fa, però prima di addentrarmi un po' nella presentazione del nostro ospite, che è Francesco Iori, e del taglio di questa serata, do la parola all'assessore alla cultura Roberta Garbuio per un saluto e un'introduzione. Grazie direttore, buonasera a tutti. Siamo giunti appunto, come ha già detto il direttore Melchiorre, all'ultimo incontro e approfondimento tenutosi in parallelo alla mostra Contagio che, come sappiamo, doveva partire ancora l'anno scorso. Abbiamo ritardato la partenza, l'abbiamo aperta, l'abbiamo chiusa a seconda delle restrizioni pandemiche che più o meno andavano ad allentarsi. Ciò nonostante dobbiamo essere comunque orgogliosi perché siamo riusciti a tenere comunque la fiammella accesa, la fiammella della speranza accesa, e abbiamo cercato comunque che anche con la cultura di mantenere viva la speranza. Abbiamo come la mostra Contagio, quando io sono arrivata solo ad ottobre dello scorso anno, era già in programma, e non nascondo il mio scetticismo. Ho detto mamma mia, già le persone sono pensierose, paurose della situazione che stiamo vivendo, e invece devo dire che sin dal primo momento in cui il dottor Melchiorre me l'ha fatta visitare sono rimasta basita perché la pandemia per noi ci è caduta sulle spalle all'improvviso, e la mostra Contagio per me ha fatto conoscere e spiegare che sebbene sia arrivata all'improvviso, non è stata una cosa occasionale, perché è una cosa ripetuta. E già dalla peste abbiamo riscontrato un sacco di similitudini con le circostanze che abbiamo vissuto in questo periodo e che, ahimè, in parte siamo ancora costretti a vivere. Quindi possiamo dire che è stato un ottimo risultato anche dalle presenze, nonostante il periodo, oltre 2400. C'è l'ultimo weekend di apertura dove possiamo gustarci e approfondire la mostra. Poi l'amministrazione, visto anche il notevole successo che ha avuto su richiesta anche del dottor Melchiorre, che ci teneva particolarmente, ha deciso anche di chiudere questo evento mediante la realizzazione del catalogo. E anche questo è un aspetto che è importante, perché rimarrà traccia di quello che è successo e di quello che è stato realizzato. Io do anche il bentornato al giornalista Iori, perché non è la prima volta che partecipa ad un argomento ed approfondisce un tema qui a Castelfranco, e quindi lo ringrazio a nome di tutta l'amministrazione. E niente, io vi auguro una buona serata, e se avete voglia o vi manca ancora di vedere la mostra, vi invito veramente a fare un giretto in questi ultimi giorni. Grazie. Grazie mille. Dunque, grazie molto per questa introduzione. Io direi che poi magari in chiusura dell'incontro potremo fare anche 2 battute così complessive su questi incontri, ma adesso vorrei subito dare la parola al nostro ospite, che è Francesco Iori, che come molti di voi sapranno è un grande giornalista. Io adesso vorrei dire un amico, nel senso che ci siamo conosciuti in varie occasioni, diciamo, i nostri percorsi sono incrociati più volte, e mi ha fatto molto piacere soprattutto il fatto che appunto nel 2018 ero qua da pochissimo ed era venuto a farci una memorabile lezione sul 68, no? E quindi è stata proprio una lezione che ci ricordiamo tutti, insomma, chi ha partecipato se la ricorda. Da quando Iori è giornalista, professionista dal 67, quindi capirete che è una lunghissima carriera iniziata dopo Cristo, no? dopo Cristo, ecco, vedete, la precisazione serviva. E ha cominciato il resto del Carlino, poi è stato al Mattino di Padova, il Gazzettino, di cui è stato tra l'altro anche vice direttore, ha lavorato spalla a spalla con un castellano
DOC, che è Lago, e quindi insomma chi legge ancora adesso sui quotidiani del gruppo Gedi i suoi editoriali, i suoi commenti, troverà veramente una persona attenta a quello che accade, attenta a leggere quello che ci sta intorno in maniera sempre ironica, e già questo 67 dopo Cristo ce l'ha fatta capire, è il suo taglio, è la sua forza proprio, vorrei anche dire, e appunto io quando leggo questi editoriali poi li scrivo e dico ben detto, ben fatto, ecco, perché sono proprio ecco. Tra le cose che vorrei così ricordare per introdurre questa serata, perché abbiamo scelto proprio Francesco Iori, perché completava un percorso. Cioè noi abbiamo cominciato con la Chiara Frugoni, che è una storica medievista che si è occupata di panico, di disperazione, di cinismo legati alla peste nel Medioevo. Poi abbiamo fatto un passaggio con la Sabrina Minuzzi, che abbiamo parlato quindi della stampa e la peste, cioè come l'invenzione della stampa è diventato uno strumento per il contenimento delle epidemie, eccetera, e come le epidemie hanno agevolato la peste, scusatemi, l'epidemia hanno agevolato la stampa, ecco. E poi è stata la volta di Sergio Givone, un grande filosofo, poi c'è stato Telmo Pievani, poi c'è stato Manlio Brusatin, poi c'è stato Carlo Ginzburg, quindi storici, evoluzionisti, filosofi, e oggi volevamo lo sguardo di un giornalista, cioè di una persona attenta a osservare quello che ci sta attorno da un lato, e poi anche una persona che ha vissuto in prima persona e pesantemente, no? Ecco, l'esperienza del Covid, e quindi la sua testimonianza è doppiamente importante perché è intrisa dello sguardo del giornalista e anche, diciamo così, del testimone. Quindi io a questo non aggiungo altro. Francesco, ti do la parola, e a tutti voi buon ascolto. Sì. Beh, buonasera. Buonasera a tutti, grazie per questo invito. È il primo debutto dopo mesi io in questa mia avventura doppia di giornalista, ma di paziente, è iniziata ancora a novembre, questa è la mia prima uscita, diciamo, e devo dire che comunque Matteo mi aveva informato, ha parlato di questa bellissima iniziativa, e quello che vi proporrò stasera non è altro che una conferma di quello che è messo in mostra, cioè nessuna novità. La peste è una cosa che accompagna l'umanità dai tempi antichi e, come vedremo, si ripete con delle costanti anche nei comportamenti collettivi, quindi questo è molto interessante. Allora, io addirittura mi sono preso il lusso di fare 2 ricoveri, perché è sempre bene approfondire meglio le notizie, e sono tempi eterni, infiniti, ve li assicuro, nei quali c'è tutto il tempo per rielaborare, pensare, anche informarsi, e quindi per me è stato proprio un viaggio dentro la peste, da informatore e da informato. Ed è stata anche un'occasione per verificare una mia vecchia convinzione, e cioè che anche l'informazione oggi soffre di un suo coronavirus. È pesantissimo, abbiamo un'informazione perfida e pessima, e sul Covid di nuovo si è ripetuto, e però come per tutto il resto del Covid non è una novità, ha semplicemente accentuato dei mali che c'erano prima. Covid ha evidenziato delle grandi crisi, dei grandi punti neri, in particolare nella sanità e nell'istruzione, 2 grandi filoni che vengono da lontano, perché noi sono 10 anni almeno che smantelliamo la sanità e la scuola. E poi ovviamente sull'economia, ma anche, come vedremo poi, sulle relazioni. Allora, io vorrei partire, come sempre dovrebbe fare un giornalista, i fatti separati dalle opinioni. Che cos'è la peste? Allora, è una malattia infettiva originata da un batterio, Yersina pestis, che è relativamente recente, cioè è stato scoperto solo nel 1894, pensate. Però la peste c'è da molto prima e si manifesta in 3 forme, tra cui la peggiore è quella polmonare, come appunto il Covid, che si sviluppa nell'apparato respiratorio e si trasmette per via aerea sotto forma di gocce di saliva. Quindi ecco la mascherina, ecco le giuste precauzioni. E i rimedi sono quelli della nonna, anche se venduti da sedicenti esperti con grande prosopopea, ma i rimedi della nonna: lavati le mani, evita i contatti e prendi le tue precauzioni. Dicevo,
è già esistente dall'antichità e si può raggruppare in 4 grandi fasi storiche che complessivamente, pensate, hanno provocato 250 milioni di vittime. Allora, una prima fase è tra il 542 e il 767 del mondo allora conosciuto, e una seconda tra il 1330 e il 1779 che investe l'Europa in più fasi, una terza dal 1885 al 1906 in Oriente e una quarta nel Novecento, cominciando con la spagnola che fa 50 milioni di vittime nel 18, al termine della Prima Guerra Mondiale. Poi, per chi ha una certa età come me, ricorderà l'asiatica a fine anni 50, e adesso il Covid, che ad oggi i dati più aggiornati parlano di oltre 4 milioni di morti al mondo e 190 milioni di casi di contagio, cosa non ancora, un bilancio ancora aperto purtroppo, e come sappiamo bene in zone come l'India e il Brasile è veramente devastante. Allora, io per sostenere un po' la mia tesi delle costanti vorrei limitarmi solo a 2 esempi, anche perché poi vorrei attualizzare molto la cosa. E il primo è il 430 a.C., è una delle prime pesti descritte ed colpisce Atene. Ha un testimone oculare come Tucidide e una vittima illustre come Pericle. Ce ne parla molto diffusamente, in maniera veramente, vi invito a rileggerlo perché è scritto come tutto il libro in maniera veramente eccezionale, Lucrezio, nel De Rerum Natura, nel 6° libro in particolare. Allora, ed è un cronista, Lucrezio è anche un cronista molto diligente. Questa peste arriva dall'Africa, attraversa il Mediterraneo, ad Atene trova tra l'altro una città stremata già da un anno di guerra e miete migliaia di vittime. A questa narrazione di Lucrezio poi si ispireranno vari autori nel tempo, proprio prenderanno spunto da Lucrezio, cominciando dall'antica Roma, ne parla Virgilio nelle Georgiche, ne parla Ovidio nelle Metamorfosi, Tito Livio nelle Storie. Però il modello sarà ripreso anche dopo. Molto interessante Boccaccio nel Decamerone, La peste di Firenze, 1348, è interessante perché poi, come vedremo tra pochissimo, Boccaccio dà una chiave di lettura molto moderna e diversa rispetto a quella allora corrente. Daniel Defoe, l'autore di Robinson Crusoe, con Diario dell'anno della peste, racconta la peste a Londra del 1665, e naturalmente Manzoni con I Promessi Sposi. Ma infine, che molti di noi l'hanno scoperto o riscoperto, Camus con La peste, ambientato in una stazione immaginaria nell'Algeria del 1947. Allora, le descrizioni di queste pesti contengono degli elementi di continuità a dir poco sconcertanti. Se lo paragoniamo appunto a quello che stiamo vivendo e sentendo col Covid, che pure da 1 anno e mezzo colonizza le cronache di TV e stampa, in maniera perfino secondo me eccessiva. Cioè, tuttora metà almeno degli spazi di giornali e televisioni sono occupati dal Covid e non facciamo altro che ripetere ossessivamente le stesse cose, senza dare informazioni certe ma aumentando la confusione. E vi faccio solo un paio di esempi perché sono veramente indicativi. Lucrezio scrive: la natura ci consegna a domicilio una nuvola contaminata, contenente qualcosa a cui non siamo abituati e che attacca all'improvviso, esattamente come Covid. Il male invadeva il petto, faceva vacillare le difese della vita. Al male intollerabile si aggiungeva un'ansia angosciosa. Guardate se non è quello che stiamo vivendo. I cadaveri giacevano a terra senza sepoltura. I funerali venivano officiati frettolosamente senza seguito. Di nuovo, i lutti si assommavano e gli uomini temevano di visitare parenti e amici malati per paura del contagio. Ma poi c'è la notazione più perfida: i medici non ardivano parlare e tacevano impotenti. Perfida perché? Perché purtroppo oggi parlano troppo. Quello che a me veramente colpisce è che io stesso da malato, parlando con i medici, mi dicevano è una malattia di cui non sappiamo niente. E allora perché tanti medici o sedicenti esperti ne parlano? Badate bene, smentendosi a vicenda. C'è una comunicazione confusa, farraginosa, isterica anche sotto certi aspetti,
con dei protagonismi assolutamente, io che li trovo perfino scandalosi. Pensate che molti dei personaggi medici che vedete sistematicamente in televisione hanno ormai un loro agente, come gli attori, come i calciatori, contrattano presenze pagate in televisione. Io trovo personalmente che l'ordine dei medici dovrebbe intervenire, lo trovo uno scandalo, soprattutto quando ci si attacca violentemente e ci si smentisce a vicenda, perché io, uomo della strada, a quel punto sono legittimato a non capirne niente e ad avere anche tutte le legittime paure. Vediamo a quello del 1346, che è molto famosa. Anche questa, come Covid, viene dall'Asia. Parliamo dei tatari in particolare, scoppia la peste. Ci mette un anno circa, arriva in Europa attraverso le grandi vie commerciali. Questi sono i tempi dell'impero mongolo, uno dei più grandi imperi della storia, e c'erano degli scambi commerciali di cui Marco Polo è solo la punta di diamante, ma c'era una vitalità di traffici enorme. Passa nell'odierno Kirghizistan, da qui in Crimea, poi le coste settentrionali dell'Africa e poi l'Europa, specialmente attraverso i porti, compresa l'Italia, quindi Sicilia, Toscana, Genova e naturalmente Venezia. Abbiamo una testimonianza di un marinaio sbarcato a Venezia, proprio 3 parole ma tremende: portavamo con noi il dardo della morte. Allora, la chiave di lettura che viene data comunissima è, tra virgolette, la peste è un effetto della nefasta congiunzione di astri permessa da Dio per punire i peccati degli uomini. C'è un castigo divino. Questa è la chiave di lettura in un momento in cui la Chiesa è culturalmente e politicamente dominante. E l'unico, vi dicevo, è Boccaccio. Boccaccio non crede a questa chiave di lettura e fa notare che molti sono sopravvissuti se sono stati soccorsi adeguatamente, perché è vero, anche la Serenissima, anche in fasi successive, avrà un'organizzazione così efficiente ed efficace che riuscirà a guarire molti e introdurrà anche delle misure sociali molto avanzate, molto più di quelle di oggi, vi assicuro. Anche qui io però voglio proporvi alcune descrizioni dell'epoca per rilevare le straordinarie analogie col presente. In particolare c'è un cronista fiorentino, Marchionne di Coppo Stefani. Sentite, cito tra virgolette: non c'è più spazio per accogliere i morti. Pensate a Bergamo, ma non solo, però Bergamo è stato l'emblema. Ni una arte si lavorava in Firenze, tutte le botteghe serrate, tutte le taverne chiuse, salvo speziali e chiese. Di nuovo. Per la terra andavi che non trovavi quasi persona, le città deserte. Però attenzione, lui dice, c'è anche chi si dà la bella vita. E di nuovo siamo alle scene che abbiamo visto da 1 anno e mezzo a questa parte, che purtroppo a mio avviso continuiamo a vedere in maniera assolutamente stolta e scellerata, che rischia di incrementare il fenomeno. Ora, cito brevemente Chiara Frugoni, che avete avuto come ospite, una grandissima medievista toscana, ha scritto dei libri bellissimi. L'anno scorso ha scritto questo bellissimo libro, Paure medievali, e propone alcune riflessioni attuali in questo libro. Oggi, come dice lei, oggi come nel 1348, pur con tutti i mezzi moderni di cui disponiamo e il grande impegno del personale sanitario, è un po' come allora. E difatti alcune differenze stavolta, farmaci e vaccini, oggettivamente sono arrivati in tempi rapidissimi e impensabili, impensati, quindi è stata una notizia molto positiva. Però ancora oggi, come allora, non c'è più spazio per i cadaveri, persone morte senza il conforto della presenza dei parenti, neppure i funerali. Chiusura di fabbriche, imprese, attività commerciali. E devo dire con grande shock del personale sanitario. Io sono stato ricoverato nella seconda ondata. È sicuro che ho fatto un'esperienza veramente molto profonda della professionalità, ma della grande umanità del personale sanitario, medici, infermieri, operatori sociosanitari, anche i più umili, proprio hanno con una dedizione ammirevole. Però mi confessavano che nella prima fase, quando proprio non si sapeva niente, si mettevano a piangere loro stessi di fronte alla gente che moriva per crisi respiratorie. Quindi è stata una cosa scioccante, vi assicuro, gente che lavora con ritmi spaventosi, però con una disponibilità veramente ammirevole.
E, ecco, e quindi questi due esempi, insomma, per ricordarvi un po' le analogie. Ora, alcune riflessioni che ho fatto man mano per strada, dal ricovero dopo alla documentazione successiva, lo sto ancora vivendo perché sto ancora sottoponendomi a delle terapie. È una cosa lunghissima, vi assicuro, ha una grande incidenza il morale. Io ho avuto la fortuna che così un po' di carattere, scherzavo anche lì col personale, la vivevo positivamente, cioè volevo uscirne, però c'è molta gente che si lascia andare e cosa possiamo dirgli? Cioè veramente ci sono delle patologie post-Covid di tipo psicologico che si stanno ancora studiando, che sono veramente devastanti. Io conosco anch'io persone che non riescono a riprendersi, veramente, cioè, abbiamo sfiorato, non dico il senso della morte, ma il senso del limite che avevamo superato. Eravamo convinti di essere invincibili, che guarire fosse quasi un diritto. E invece tocchiamo con mano quanto fragili siamo. Allora, il Covid è stato devastante, vi accennavo prima, chiaramente sul piano della salute e sul piano economico. Sul piano economico lo sarà ancora molto più a lungo che su quello della salute, di tutta evidenza questo. Ma la mia duplice esperienza da osservatore e da paziente mi invita a riflettere su un terzo aspetto, meno vistoso ma altrettanto deleterio. Covid ha inciso e sta incidendo sulle relazioni tra noi persone, nella collettività e sulla relazione tra noi e l'ambiente. Questi due grandi piani. Anche qui non è Covid che l'ha creato, anche questo viene da lontano. Voi pensate alla deriva che c'è nei rapporti da alcuni anni a questa parte, pensate alla violenza del linguaggio che c'è perfino lo sport è un caso esemplare, pensate alle tensioni, ai conflitti sociali, al modo pessimo di reagire di fronte ai contrattempi, alle difficoltà. Per esempio, questo l'ho vissuto da Covid, ma anche perché collaboro con lo IOV, l'Istituto Veneto Tumori, e c'è un aumento spaventoso della conflittualità tra personale sanitario, pazienti e familiari. Ma questo c'è in tutto. Voi vedete quanti episodi di cronaca si risolvono partendo da fatti banali in gesti di violenza, assolutamente inspiegabili. Dunque, Covid ha accentuato un problema che viene da lontano. E qua c'è una cosa veramente notevole che proprio Chiara Frugoni mette in evidenza e mi ha molto colpito. Nel 2019, quindi prima dell'avvento della pandemia, Vinicio Capossela propone un album che si intitola Ballate di uomini e di morte e dentro c'è un brano che si intitola La peste. Quindi una cosa veramente sorprendente in cui segnala l'uso distorto della rete, che proprio come la peste medievale rompe i legami sociali reali, dice lui. Li sgretola sostituendoli con quelli virtuali, tanto che siamo più suggestionati dalla narrazione dei fatti che dei fatti stessi. È vero, a forza di leggere e sentire di Covid ci suggestioniamo, è un meccanismo psicologico. Se volete una banalità, il meteo, pensate al meteo, cosa è diventato? Da chi rimpiange il vecchio colonnello Bernacca, no? Adesso le grandi notizie sono il 6 gennaio l'Italia nella morsa del gelo, 2 gradi sotto zero, cioè Siberia dove meno 20 è la massima, non la minima, cosa dovrebbero dire, no? Oppure il 10 agosto fa caldo, te credo, no? Eppure ecco, c'è crea questa suggestione un po' occulta, no? Nella rete poi, dice ancora Capossela, protetti dall'anonimato si può dare il peggio di sé, trasmettere messaggi falsi o inneggianti all'odio. Questo è di tutta assoluta evidenza. Di recente è uscito uno studio sulle fake news in materia di Covid a livello planetario, assolutamente allucinante, però noi stessi viaggiando nella rete possiamo toccare con mano la quantità di cose buttate lì senza alcuna verifica che però
voi dovete pensare all'effetto cumulativo sulle persone, soprattutto con meno attrezzatura culturale. Sono veramente devastanti. Io non mi scandalizzo delle reazioni negative sui vaccini, non me ne scandalizzo perché penso che cosa le ha provocate. Non c'è dubbio, se ragioniamo a livello oggettivo, che i vaccini da sempre sono sempre stati accompagnati da polemiche, ma i vaccini servono, funzionano. Certo non hanno mai la copertura al 100%, però questa vicenda è stata trasformata proprio da questa pessima disinformazione programmata in cui tutti buttano dentro questioni di complotti, di interessi, di poteri forti, di nuovo viene fuori la lobby giudaica, cioè delle cose assolutamente, vi assicuro, allucinanti. Quello che è successo dopo Capossela ha confermato in pieno quello che dice, no? E per giunta, ecco, qui vorrei anche fare una critica alla comunicazione istituzionale, perché dobbiamo dare atto alle istituzioni, non solo in Italia, di essersi trovati di fronte a un problema nuovo, enorme, in cui non erano oggettivamente attrezzate. Però in Italia in particolare la comunicazione istituzionale dall'alto è stata ed è assolutamente carente. Io ho parlato, sono per lavoro, ho conosciuto diversi sindaci, ho tenuto i contatti, ho parlato con più di uno di loro, che era assolutamente scaturito, perché soprattutto prima di Draghi arrivavano magari al sabato, prima c'era l'annuncio in televisione, poi arrivava sabato sera o notte addirittura la circolare, in cui poi alla domenica questi poveri sindaci dovevano dannarsi l'anima senza nessun coordinamento. Ma guardate anche proprio sui vaccini, dall'inizio, le contraddizioni, guardate sul Green Pass cosa sta succedendo, cioè non è che l'istituzione si mette lì, elabora un piano e poi lo comunica, butta fuori a ondate successive notizie contraddittorie che non possono che sconcertare. Ed è difficile per noi verificare. Qui entra molto però, e di nuovo sono molto critico col mio mondo, il ruolo dell'informazione, perché noi ormai da tempo, non solo sul Covid, facciamo un'informazione a getto, cioè non verifichiamo più le notizie, le buttiamo dentro. Tanto vanno, dopo sono giuste, sono sbagliate, non importa. Ma voi pensate all'effetto di caos e di disorientamento che si crea in questo modo. Comunque è solo una finestra, non c'entra questa sera, però io dico che una malsana alleanza tra istituzioni di vertice e informazione sta producendo troppa confusione su una materia dove invece sarebbe più che mai necessario sangue freddo, l'analisi puntuale, le misure rigorose e comunicate in maniera tale da convincere le persone. Voi potete fare la migliore delle leggi, non riuscirete mai a farla applicare se non c'è anche la convinzione delle persone che conviene rispettare quella legge. Quindi voi dovete spiegare anche perché si fa qualcosa, non che si fa, non che non devi uscire, non che devi mettere la mascherina, perché? Ecco, su questo le carenze, salvo lodevolissime eccezioni. Ora, per non però creare un clima di angoscia e non aumentare di nuovo a mia volta, vorrei dedicare la seconda parte di questa mia testimonianza, io la ritengo una testimonianza, non voglio insegnare niente a nessuno, a quali antidoti, cioè cosa possiamo fare, perché questo è il punto veramente, siccome ci accompagnerà ancora a lungo, siccome non sarà un fatto isolato, e non lo sarà per un motivo molto semplice, perché voi avete visto quante ondate di peste in un mondo dove tutto sommato la stragrande maggioranza delle persone nasceva, viveva e moriva nel proprio villaggio. Pensiamo al Veneto, ancora fino, credo, all'intero primo dopoguerra, forse in parte il secondo, c'era gente che viveva nel suo paese e ne usciva al massimo per andare, che ne so, in viaggio di nozze a Venezia o al pellegrinaggio al Santo a Padova il 13 giugno. E non c'erano contatti tra le persone. Oggi voi vedete, basta andare in qualsiasi aeroporto, che incroci, che scambi continui, quindi è evidente il rischio contaminazione
Meno evidente è che noi stiamo alterando l'ambiente in maniera tale per cui creiamo le condizioni per una diffusione di nuovi virus. Il coronavirus è uno di questi, cioè l'estensione animale-uomo deriva anche dall'alterazione dell'ambiente. Questo è documentato, sono usciti dei bei libri su prima del Covid che mostrano queste deviazioni, cioè noi alteriamo l'ambiente però l'ambiente poi è chiaro che si vendica su di noi, insomma non è neutro. Ora, che cosa possiamo fare? Non tanto, cioè non c'è come sempre, il mondo non si trasforma con miracoli, ma si trasforma con piccoli atti quotidiani. Allora mi piace molto un autore che scrive molto su Repubblica, ma è anche presente anche in televisione, è Massimo Recalcati, uno psicanalista, qualcuno l'ha sentito, che di recente ha proposto una bella riflessione a partire proprio da quel romanzo di Camus, La peste. Cioè lui è un pastore in una città algerina, invasa appunto dalla peste, che tiene 2 prediche in 2 momenti diversi. La prima predica è nel momento più alto della curva, è una chiesa gremita di gente atterrita, e lui spiega, di nuovo, ancora a distanza di secoli, che la peste è il flagello di Dio per la gravità dei peccati degli uomini. Dunque è il giusto castigo che l'uomo prende. Ma comincia a introdurre Camus, qualcosa si muove dentro di lui, perché gli viene il pensiero che i conti non tornano. Perché allora tanto dolore e tanta morte per innocenti? Se è un castigo, cosa c'entrano gli innocenti, che sono tanti, ed è in fin dei conti, se ci pensate, l'antica polemica di Giobbe con Dio, no? Perché il giusto è colpito? Questa è una cosa pesantissima che attraversa i secoli, le religioni e le culture. Poi nei mesi successivi questo pastore vede morire diversa gente e tra questi, proprio tra le braccia, gli muore un bambino. Allora questo è il momento che lo fa entrare in crisi, riconvoca i fedeli e tiene una seconda predica, raccontando la sua esperienza in una chiesa fredda e silenziosa, quasi deserta. La morte ha decimato la popolazione, la gente teme di uscire di casa, esattamente un po' come i nostri giorni. E l'accento si sposta sull'uomo. Cioè il pastore dice, se non possiamo spiegare l'evento assurdo della peste, c'è almeno qualcosa che possiamo imparare da questo? E qui è la conclusione di Camus, molto bella, che si riferisce a un fatto anche vero, cioè al piano della maledizione dell'alibi divino subentra quello della cura, della terapia. Terapia non medica, è terapia umana. Camus racconta che durante la grande pestilenza di Marsiglia c'era un convento, il convento della Merci, che aveva molto grosso, aveva un'ottantina di sacerdoti. E di questi solo 4 sopravvivono alla peste e di questi 4, 3 fuggono per salvare la vita, solo uno sceglie di restare. Ecco, Recalcati conclude: essere tra quelli che sanno restare, saper restare è il nome primo di ogni pratica di cura. Non abbandonare nessuno alla violenza inaccettabile del male, non dando senso al male, ma restando accanto a chi ne è colpito. Restare con tutte le cautele, con tutte le precauzioni, ma non rompere la relazione con l'altro. Ora, il Covid ha messo a nudo dei vecchi problemi, ne accennavo già prima, della società, ma specie la deprivazione, lo svuotamento dei grandi beni pubblici, parlavo della sanità, parlavo della scuola, guardate le recentissime notizie di questi giorni dei test invalsi, delle devastazioni create dalla DAD, che in sé non è male, come sempre, come tutto, è il problema come viene usata, ma qui abbiamo una generazione che viene espulsa con conseguenze gravissime in prospettiva e ci avviamo verso l'apertura del nuovo anno scolastico con le stesse polemiche che io registro da decenni, vorrei dire. È sconfortante tutto questo, no? Ma ha anche evidenziato, e secondo me questo è ancora peggio, la progressiva rottura delle relazioni e l'abbandono del senso del limite, con un egoismo
è veramente allucinante. Io vi parlo di fatti, io dicevo, collaboro con lo IOV, faccio parte, lo IOV ha un comitato etico, ci occupiamo di casi di questo tipo, no? E per cui si arriva che il mio raffreddore è più importante del tuo tumore, assolutamente, non mi interessa niente di quello, prima devi curare me. E con questa conflittualità che c'è tra personale sanitario, familiari, ma che, come sapete bene, soprattutto se qualcuno opera nella scuola, c'è anche tra insegnanti e famiglie. C'è una conflittualità di cui abbiamo sconcertato assolutamente un caso di qualche mese fa di Treviso, dove telefonino vietato in classe e in una scuola superiore sequestrato, e la famiglia fa causa alla scuola e l'avvocato si dice disposto a ritirare la querela se la scuola chiede scusa. Voi capite che siamo ad una aberrazione assolutamente sconcertante. E questo, su questo riflettevo molto proprio durante il ricovero, guardando la sofferenza che avevo intorno. Pensavo per esempio che noi malati di Covid eravamo circondati, tutto sommato, eravamo al centro dell'attenzione, per una vicenda che tutto sommato si può concludere all'arco di mesi. Pensavo ai malati di tumore, pensate il dramma spesso di vicende che durano anni. E su questo non c'è la minima sensibilità, la minima attenzione, ve l'assicuro. Perché c'è una rimozione, abbiamo rimosso il senso della sofferenza e della morte, abbiamo nascosto la morte. Mi colpiva un pensiero di un mio vicino di stanza, una persona anziana, nemmeno un uomo di grande cultura, che parlava proprio dei bambini e diceva che ieri pensavano ancora che i bambini li portasse la cicogna, però vedevano la morte, perché il nonno gli moriva in casa, no? E oggi è il contrario. Oggi sanno tutto, più degli adulti, su come nascono i bambini, ma ignorano completamente. Noi abbiamo allontanato, rimosso la morte. Mentre io credo che dovremmo veramente, e anche non c'è più una cultura del limite. Insomma, la sofferenza e la morte sono nell'ordine naturale delle cose, non solo per l'uomo, né per gli animali, per le piante. È la legge. Stefano Mancuso, bravissimo, no scusate, Vito Mancuso, il teologo, parla della vita come un grande laboratorio che procede per prove ed errori. Per cui anche la malattia è un errore su cui si può intervenire, e il bilancio progressivo della vita è sempre positivo, la vita prevale sempre sulla morte, ma si passa attraverso questo. Ed è anche una legge, se volete, interiore psicologica. Pensate, chi di noi ha dovuto vivere grandi traumi. All'inizio gli pare di morire, di non avere speranza, di aver finito di vivere. Però un po' alla volta dentro di lui riparte, pianino, piano, si dice il tempo cura tutto, ed è vero, parte la voglia di reiniziare, di riscoprire il valore della vita, il grande dono della vita che sta nella bellezza della quotidianità. Non come oggi che bisogna fare qualcosa di eccezionale per rompere, per farsi notare. La bellezza della quotidianità. Di nuovo torno alle colpe nostre dell'informazione. Noi parliamo di cose che non vanno, di esempi negativi. C'è la stragrande maggioranza di persone che vive dignitosamente, che fa il suo dovere tutti i giorni, persone umili, semplici magari, cadono ogni mattina, si rialzano e si rimettono in piedi, e sono quelli che fanno andare avanti il mondo, assolutamente. E questo noi non dedicheremo mai neanche una riga, ma ci sono, e per fortuna ci sono. Quindi direi che proprio dovremmo riflettere su questo bisogno di recuperare la relazione con la naturalezza della vita e della morte, vedendoli come due momenti di una stessa realtà e imparando ad accettarli. Ma non è facile, ci mancherebbe altro. Io non dico che l'ho sfiorata, ma insomma non ci sono andato neanche lontano, e veramente ti colpisce questa fragilità, ma al tempo stesso questa capacità di resistenza.
un'ultima riflessione che voglio proporvi è quella di Enzo Bianchi, l'ex priore di Bose, sapete adesso è al centro di una vicenda poco simpatica, ma insomma un grande personaggio. Lui dice questo: esistono malattie da cui non si guarisce, e su questo non ci piove, ma nessuna persona è incurabile. Ciò che fa paura non è tanto l'evento della morte in sé, quanto la modalità spesso disumana del morire. E Covid ce l'ha dimostrato. Pensate ai malati portati via da casa, si esce da casa in 4 minuti, io lo posso testimoniare, in cui non sai cosa succederà, isolati, sequestrati sotto un certo aspetto, cioè arrivi, ti viene tolto tutto e tu un camiciotto, basta, tu sei una realtà. Non c'è scorrere del tempo, ogni 2 ore, a compresa della notte, ci sono terapie, cose, quindi entri in una dimensione completamente diversa. Con i parenti non puoi avere ovviamente e giustamente contatti diretti, e spesso tanta gente è andata a morire in solitudine, senza una parola e senza una carezza. Penso soprattutto alla vicenda delle case di riposo, dove la dimensione del contatto umano è di gran lunga più terapeutica delle cure. E anche qui però ci sono stati dei casi scandalosi, ma sono stati una minoranza, ve l'assicuro. Io ho visto dove vivo, a Padova, e ci sono degli esempi veramente notevoli. Anche qui, come reagire? Allora, vado alla conclusione, Bianchi dice che bisogna umanizzare la morte. Col passaggio, l'abbiamo messo nella locandina, uso l'inglese, to cure a to care, cioè dal curare a prendersi cura. È un salto culturale enorme, vi assicuro. Accompagnando il malato anche quando l'obiettivo di guarire è irraggiungibile. Questo è il punto. Non è che si deve scaricare, allora non è questione, come è venuta fuori la polemica, ma bisogna per forza scegliere chi curare. A un certo punto diventa anche una cosa necessaria, però il problema non è di curare solo, ma di accompagnare la persona nel decorso della sua malattia, anche quando questo decorso si rivela fatale. E qui c'è un concetto culturale molto interessante che si va facendo largo, stiamo lavorando su questo nel comitato etico, come vi dicevo, e cioè che il tempo della comunicazione è tempo di cura, cioè il tempo che il medico o gli infermieri passano a parlare col malato e con i familiari è tempo di cura. Purtroppo reso molto difficile, problematico da questa mentalità burocratica devastante che sta colonizzando la sanità. Voi pensate che i medici dello IOV, vi faccio un esempio per farmi capire, hanno la prescrizione, il tempo di comunicazione con i familiari è di 7 minuti. Voi ditemi se in una questione come il tumore in 7 minuti. Questo perché? Perché bisogna produrre i numeri. Perché poi la sanità pubblica ha fatto X interventi, X visite, eccetera. Ed è assolutamente aberrante questa cosa, perché rende il malato e il medico e l'infermiere li rende degli oggetti che alla fine quasi inevitabilmente entrano in conflitto tra di loro. Io vi assicuro, perché come sempre, come in tutte le situazioni, ci sono personaggi negativi, ma io vi assicuro che la stragrande maggioranza di medici e infermieri invece ha una sensibilità, lo fa veramente. Li abbiamo chiamati eroi e dopo ce ne siamo dimenticati. Non è questione di eroi, è questione di mettere le persone in grado di fare il loro mestiere e di esaltare la loro vocazione. Perché una vita umana, insomma, non può essere preferita ad un'altra. Allora, voglio concludere con una scena che a me è rimasta molto impressa, ma credo anche a molti di voi, poco più di un anno fa, 27 marzo 2020, 6 di sera. C'è stata questa scena veramente potente di Papa Francesco in piazza San Pietro deserta, se ricordate, un silenzio rotto solo dalle sirene delle ambulanze, era anche una serata piovosa, e il Papa lancia questo appello ricavato dall'episodio del Vangelo di Gesù in barca con i discepoli vestiti della tempesta.
e dice delle parole assolutamente ordinarie, vorrei dire. Pensate a questo Papa che nel momento in cui viene eletto si affaccia al balcone e come prima cosa dice buonasera. A me è una cosa che veramente è piaciuta. E di nuovo l'informazione ha alterato e altera questa figura. Ricordo ancora uno dei primi interventi del Corriere della Sera, dunque di uno dei 2 primi quotidiani italiani, che fotografava le scarpe, quelle sono le scarpe del Papa. Ma porco Giuda, ma ti interessa i piedi o ti interessa la testa? Cioè è veramente, capite, uno sterminio di senso di valori. Allora ecco, vi dico solo queste poche parole del Papa perché credo che possono essere l'ideale conclusione di questa sera. Restiamo uniti, facciamo sentire la nostra vicinanza alle persone più sole e provate. Da settimane sembra che sia scesa la sera. Fitte tenebre si sono impadronite delle nostre vite. Ci siamo resi conto di trovarci sulla stessa barca, tutti fragili e disorientati, ma al tempo stesso tutti importanti e necessari, tutti chiamati a remare insieme, tutti bisognosi di confortarci a vicenda. Su questa barca ci siamo tutti. Ecco, questo io credo che sia il messaggio più forte di questa persona venuta dalla fine del mondo, come diceva lui, a segnalare il vero male profondo del centro del mondo in cui siamo noi oggi. E cioè, dice il Papa, non abbiamo, e qui chiudo con tema fortemente ambientalista, ma senza nessuna retorica, perché l'ambiente, quello che stiamo facendo all'ambiente è un suicidio di massa. Non abbiamo ascoltato il grido del nostro pianeta gravemente malato. Pensavamo di rimanere sempre sani in un mondo malato. Covid ci ha spiegato e ci sta spiegando che non è così. È tempo di scegliere, dice il Papa, cosa conta e cosa passa. Tempo di separare ciò che è necessario da ciò che non lo è. Tempo di impostare la rotta della vita. Ecco, io chiudo con questo pensiero su cui ho riflettuto a lungo in questo mio percorso, che questa è la bussola. Cioè il Covid, come ogni peste anche precedente, come ogni peste futura, ci ricorda davvero che siamo tutti sulla stessa barca, che tutti oggi siamo fragili e disorientati, ma anche che siamo tutti importanti e necessari e che questo, recuperare il valore della persona e della vita, è veramente la risposta migliore che possiamo dare al Covid. Grazie. Grazie davvero Francesco per questo, vorrei dire questo bilancio in un certo qual modo di situazioni e di esperienze. Mi fa piacere che alcune delle cose che tu hai citato sono o frammenti di discorso o analogie che abbiamo anche noi un po' individuato nelle nostre carte della peste, dell'archivio e che poi abbiamo messo in mostra. Io direi che c'è molto su cui poter imbastire un po' di dialogo questa sera. Se tra il pubblico c'è qualche domanda, qualche considerazione, ecco il nostro amico. E magari per economizzare il tempo raccoglierei più interventi e dopo do una risposta ecco, unica. Magnifico. Volevo chiedere, no? Mi sembra di aver capito che sia nei secoli scorsi che anche nel 1900 queste pestilenze così gravi in realtà sono sì dette che c'era quella del 1630, quella del 1530, quella del 1400, del 1330, però mi sembra che poi anche se fosse ancora negli anni dopo ancora quelle tornate di nuovi batteri che potevano tornare ad infestare l'Europa. Cioè mi sembra che veniva messo quel culmine per cui c'era quella data precisa, però poi mi sembra che ci fossero ancora epidemie gravi nell'Europa che potevano essere attribuite sempre a questi virus. Appunto, perché anche nel caso, per esempio, dell'asiatica, no? Lei diceva che che ci fu negli anni 50, però guardi che anche nel 1970 ci fu qui a Castelfranco casi che aveva appunto l'asiatica.
e quindi a distanza di circa 20 anni, insomma. Se c'è qualche altra domanda, ecco, così... A me interesserebbe sentire più che domande anche come la pensate voi su certo. questo, perché è tempo veramente di condividere emozioni, sensazioni. Allora, mi fa piacere rivedere Francesco Iori, perché ricordo che abbiamo anche seguito molte edizioni del premio Giorgio Lago, quindi per lui è un ritorno a Castelfranco sotto vari aspetti. Mentre lo ascoltavo, in base anche alle sue riflessioni, mi è sembrato che siamo in una fase di passaggio. Da un lato abbiamo delle risorse scientifiche che hanno permesso di gestire in maniera abbastanza veloce, ci auguriamo, la terapia di questa pandemia. Ma dall'altro è emerso un altro problema, che c'è una mancanza a diversi livelli di una classe dirigente. Perché pensiamo, nella medicina c'è una regola base che è la epidemiologia, cioè la legge dei numeri, che dopo deve trovare un equilibrio tra le risorse economiche disponibili e le strutture organizzative. Non è stata presa in considerazione questa cosa, perché veniva sparata sui giornali in televisione il numero dei morti, con un effetto deleterio di terrorismo a livello psicologico. Pensiamo a quella figura di Domenico Arcuri con i centri delle primule, e su questo potremmo anche fare ulteriori riflessioni. Per cui ci hai dato due bellissime riflessioni prima, riscopriamo la bellezza della quotidianità. Papa Francesco ha detto: ricordiamo che viviamo tutti sulla stessa barca. Io mi permetto di fare un'ulteriore segnalazione, che è quello che ho maturato io. Cerchiamo di tornare tutti un po' benedettini, perché dopo dei passaggi epocali importanti sono stati i benedettini che hanno messo dei muretti, dei paletti per salvaguardare la civiltà. Cerchiamo di farlo nel nostro lavoro, nella nostra famiglia, e credo che sia un effetto benefico che poi prende tutta la società. Ecco. Grazie. Le faccio questo gesto perché siamo tutti sulla stessa barca, ma non tutti salviamo le stesse regole. Siccome chi ha parlato prima di me era senza mascherina, allora bisognerebbe anche capire qual è, dal mio punto di vista, scusatemi, sono un po' emozionata, perché come, diciamo così, appartenente a questa comunità, svolgendo anche un certo lavoro in questa comunità, sempre il problema che mi si pone è come davanti alle esigenze della comunità applico e uso, ad esempio, le regole stabilite da una comunità nelle istituzioni, chiaramente, perché altrimenti non andiamo avanti, no? Molto spesso mi trovo con invece situazioni di egoismo, di questo, e di non appartenenza, cioè ritenersi sempre un pochino con il naso fuori da non so cosa, scusatemi, viene un senso. Mi assumo tutte le responsabilità di quello che ho detto. Vogliamo intanto procedere con queste tre? Sì. Poi eventualmente... Allora, certamente adesso io ho sintetizzato le grandi fasi della peste, però indubbiamente le condizioni igienico-sanitarie nella storia sono sempre andate verso il meglio, però con pesantissimi prezzi. Pensiamo solo alla durata media della vita, che fino a tempo relativamente recente era 40-45 anni, oggi è 85 anni, no? Ma basta pensare anche qui nel Veneto, il Veneto, dico di fine 800, di primi 900, che miseria c'era. E io adesso sto lavorando un attimo sui 70 anni dell'alluvione del Polesine. C'è una descrizione di come viveva la gente ancora negli anni 50. Cioè fuori nella campagna si beveva acqua di pozzo o di torrente inquinata, e la dieta era terrificante. La pellagra è una malattia dell'Ottocento che deriva da una dieta distorta, cioè c'era una miseria tale per cui la stragrande maggioranza della popolazione quindi contraeva una serie di malattie, evidentemente.
Poi è vero, anche lei parlava del 70, ci sono state altre fasi, pensiamo alla SARS per esempio, no? Adesso però io volevo un po' proporre i grandi eventi collegabili a Covid. Non c'è dubbio che le condizioni igieniche, l'educazione, la salute, tutto sta dando dei grandissimi risultati, anche se naturalmente c'è sempre da migliorare. Però anche qui vede, ci sono gli effetti collaterali, perché è giustissimo difendere la vita dalla nascita alla morte, però bisogna difendere anche la qualità della vita, perché non mi basta portare la gente a vivere 80-90 anni se poi negli ultimi anni li scarico. Questo deve essere chiarissimo. Quindi di nuovo è una visione integrata, cioè l'ambiente è una realtà dove le cose si tengono tra di loro, dove c'è una connessione, una logica, ecco, quindi questo dobbiamo applicarlo anche alla vita dell'uomo. Sì, fase di passaggio è giustissimo. C'è una carenza, giusto, concordo, di classe dirigente. Noi in particolare in Italia avete scritto un bellissimo articolo terrificante pochi giorni fa di Angelo Panebianco sul Corriere sulla classe dirigente italiana. Cosa veramente critico in una maniera pesantissima, perché classe dirigente è classe che dirige, che sa che è una minoranza che sa guidare una maggioranza. Invece noi oggi abbiamo, salvo ottime eccezioni, abbiamo una classe dirigente che va a rimorchio della maggioranza, facendo quello che si ritiene possa portare consenso. Questo, ma non solo in politica, non solo in politica. Quindi questo è vero. Io constato, ma già da molto tempo, e l'ho constato proprio in base alla mia esperienza personale, un fatto. Quando ho iniziato a lavorare, sempre dopo Cristo, ma molti anni fa, per esempio, vi dico, faccio un paio di esempi, andavi in tribunale, tu parlavi solo col procuratore, non sapevi neanche i nomi dei sostituti e le notizie filtrate dal procuratore, notizie ufficiali. Adesso, dai tempi di Tangentopoli, vi assicuro che non c'era neanche bisogno di darsi da fare. Stavi seduto in redazione, c'era il pellegrinaggio di gente, cancellieri, avvocati, giudici, che ti veniva a portare notizie. Altro fatto ancora più grave, se vogliamo, il campo scientifico. Una volta, quando c'era una scoperta scientifica, prima di darne comunicazione, c'erano verifiche di anni incrociati tra gruppi di ricerca, laboratori, no? Adesso la notizia si spara subito, anche perché è legata magari a possibilità di finanziamenti, salvo essere smentita. Non so chi ricorda anni fa la storia della memoria dell'acqua, per dirne una, no? Ma allora il giornalista, una volta, spesso anche una piccola lancia, dopo aver parlato tanto male di me e dei colleghi, come fa che deve verificare, come fa a verificare una fonte scientifica se le fonti scientifiche sono così in contrasto tra loro? Guardate le polemiche dozzinali tra i virologi o non virologi. È veramente una cosa desolante di questa gente che poi va e continua a ripetere le stesse cose e noi giornalisti continuiamo a chiedergli le stesse cose. Quindi c'è anche questo problema che giustamente andrebbe recuperata l'epidemiologia, i numeri. E poi concordo totalmente. Ecco, dovremmo anche recuperare, se vogliamo vedere la lezione del passato, la lezione dei benedettini. C'è quel bellissimo libro di Rumiz e il filo invisibile, che lui si mette in giro per i monasteri benedettini, partendo da una sua esperienza nell'Abruzzo terremotato, arriva in una chiesa a Norcia e vede la chiesa crollata ma la statua di San Benedetto in piedi e gli viene in mente che sono stati i benedettini che hanno salvato l'Europa dal periodo barbarico. È verissimo questo, nella grandissima lezione dell'ora et labora, cioè di fare anche della vita una sorta di preghiera laica. Quindi questo credo che ci debba essere di lezione di attualità sicuramente anche oggi, questo grandissimo esempio di benedettini, non ancorati a grandi figure straordinarie, ma una rete di monaci bravissimi, esperti, che hanno insegnato alla gente a recuperare la terra, a coltivarla, a farsi le case, che hanno spezzato il pane veramente con l'uomo. E l'ultima
riflessione della signora, certamente lo constatiamo tutti i giorni, c'è questo contrasto tra tentativo di far rispettare le regole, menefreghismo, egoismo, senso di non appartenenza alla comunità. Però vede, possiamo reagire in due modi: o prenderne atto malinconicamente, anche in maniera rabbiosa, giustamente, però non andiamo da nessuna parte. Come in tutte le cose, il problema, i risultati si portano a casa parlando con le persone, convincendole. Faccio un esempio un po' diverso ma che può rendere. È un mondo pieno di paure, ma io, se uno ha paura, non posso andargli a dire sei un cretino perché hai paura. Devo farlo parlare delle sue paure. Prendiamo l'esempio proprio dell'immigrazione, più classico. Se uno mi dice ho paura degli immigrati, non posso dirgli sei un razzista, sei un cretino, devo capire perché hai paura. Ragionare con lui, fargli capire che quelle paure spesso sono infondate, perché se lo lascio alle sue paure, queste paure maturano fantasmi. È quella bellissima cosa di Goya, i dipinti di Goya, no? Il sonno della ragione produce mostri. Ora, certamente è molto più lento, è molto più rischioso, è molto più improduttivo, però alla fine se io riesco a convincere anche solo 10 persone del mio entourage, ho già fatto tantissimo. Non posso pretendere di salvare il mondo, no? C'è una scena che mi è rimasta impressa di tanti anni fa. Ero a Venezia per lavoro in Piazzale Roma e c'era un signore che girava con una maglietta e qui c'era scritto non sei Dio, e sulla schiena quindi prenditela comoda. Allora non siamo onnipotenti, però ciascuno di noi, ecco perché, ripeto la frase del Papa, siamo tutti importanti e necessari, dobbiamo cercare insomma di reagire positivamente, perché questo è il nostro piccolo contributo che ci fa sentire anche più persone, no? Sì, e se può parlare magari al microfono perché faccio fatica a sentirla. Allora, il punto fondamentale è se veramente siamo in questa situazione, che può essere, e io penso che lo siamo, 150.000 morti hanno dimostrato che si muore. Quindi qual è la questione che ci allontana? Su cose molto semplici, le regole della nonna, quella che lei diceva, lavati le mani, mettiti la mascherina, vai a vaccinarti, eccetera, eccetera. Perché altrimenti diventa facile, come dire, vabbè, devo convincerti, ma a volte non c'è il tempo della dialettica, chiamiamola così, no? Anche perché lei prima ha detto, giustamente, dal mio punto di vista piccolino, che non sappiamo granché, però questi esercizi semplici li possiamo fare tutti, senza bisogno di usare ostentazione nel non farli per separarci dalla collettività. Questo è il mio pensiero. Scusate tutti. No, ma il discorso è sacrosanto, però vede, questo è una conseguenza di quello a cui facevo accenno prima, ed è una deriva relativamente recente. Prima, in passato, le generazioni che ci hanno preceduto avevano un grande senso della vita e della morte. Noi abbiamo rimosso il senso della morte. Adesso le faccio un esempio un po' completamente diverso, ma che rende l'idea. La grande tragedia dei ragazzi che muoiono magari uscendo dalla discoteca. Abbiamo fatto di tutto, campagne anche terroristiche, ne abbiamo provate tutte, non serve a niente, perché oppure tutta la vicenda della droga, no? Cioè la persona che si trova in quella situazione non si fa spaventare, cioè è convinta di essere immortale e invincibile. Rimane certamente scioccata per qualche giorno se gli muore l'amico, ma dopo torna. Veramente dobbiamo fare una grande azione culturale di base, che parte dalla famiglia, che parte dalla scuola, che certamente non darà risultati immediati neanche nell'arco della nostra stessa vita, ma se volete è la logica del contadino, del seminatore. La parabola del Vangelo, ma è la logica del contadino. Giorgio Lago
tra le cose più belle che ha scritto, che sosteneva, era la rivendicazione della cultura contadina, di cui lui stesso si riteneva figlio, no? Perché il contadino sa che getta il seme, sa che molto di questo seme morirà, ma sa che del seme darà frutto, sa che lui non vedrà questo frutto, ma sa che nella continuità della vita questa cosa fruttificherà. Ecco, quindi noi dobbiamo lavorare, cioè tornare al senso relativo. La nostra vita è molto breve, è uno spazio. Pensate che la vita sulla la Terra ha 4 miliardi di anni di storia, la vita dell'uomo praticamente della civiltà ha 200-300 mila anni, è un'inezia, no? E la nostra vita è molto breve, però nella nostra vita ciascuno di noi non possiamo sottrarci alla sofferenza e alla morte, ma quello che possiamo fare è lasciare il segno con una vita vissuta da protagonisti che aiuta la vita ad andare avanti. Ecco, noi non possiamo dominare la vita, ma possiamo certamente aiutarla ad andare avanti. Io credo che questa vicenda Covid, come tutte le vicende negative, hanno sempre un risvolto positivo, devono averlo, cioè, o meglio siamo noi che dobbiamo sapere trovarlo, ha questo valore positivo di reinsegnarci il grande valore della vita e di farci capire che noi siamo un tassello piccolo ma fondamentale, e che quindi quello che ci dobbiamo portare a casa e dobbiamo cercare di diffondere attraverso l'esempio più che la parola è che di voler bene alla vita veramente. Credo che mi senta. Sì. Intanto volevo ringraziarla per tutti questi spunti di riflessione che ci ha dato. Grazie. Poi volevo fare una domanda, una riflessione insieme a lei, parlando del giornalismo di cui lei stesso è stato molto critico nei suoi passaggi. E questa conflittualità che abbiamo visto anche adesso, anche pochi minuti fa, no? Su modi diversi di approcciarsi a questo problema. Quali sono le nostre difese dell'uomo della strada, le difese verso un'informazione data a getto, quindi o un'informazione terroristica che aumenta i timori, che aumenta le paure, aumenta le ansie? Come dobbiamo utilizzare questi social su cui è diventato solo un modo per sbranarci l'uno con l'altro? Come ci poniamo, no vax, pro vax, io faccio bene, tu fai male, io ho la mascherina su, tu ce l'hai giù? Come l'uomo della strada o nel nostro piccolo, non siamo Dio, quindi prendila comoda, cosa possiamo fare? Ci occupiamo della nostra famiglia, chi è il genitore dei figli, dei propri amici, ragioniamo in piccolo e cerchiamo di tenere fermi dei valori, spegnendo televisioni, non leggendo più i giornali, o cerchiamo giornalisti che magari hanno più cura? Spero di aver... Se le rispondo dopo potrei candidarmi a qualsiasi carica anche di un certo livello, no? La domanda è molto chiaramente impegnativa, meriterebbe una serata a sé, però molto sinteticamente. Allora, partiamo sempre dal presupposto che non siamo onnipotenti, che non possiamo cambiare le cose. I social sono un fenomeno relativamente nuovo, come tutti i fenomeni partono disordinatamente, poi per strada trovano una regolazione, naturalmente seminando purtroppo molte vittime per strada. Purtroppo è un'informazione che è veramente degradata, ma che sta pagando, perché le vendite dei giornali, gli ascolti televisivi, eccetera, sono in netto calo. Significa che la gente rifiuta, e più che comprensibilmente, questo modo di essere informata. E allora, però il tema centrale che lei giustamente pone è cosa possiamo fare, no? Allora, io faccio un esempio. Noi giustamente siamo diventati attentissimi a come ci vestiamo, a cosa mangiamo. Vogliamo sapere l'etichetta, la provenienza, la composizione, giustissimo. Ma noi siamo grandi consumatori di informazione, anche se spegnessimo la televisione o non leggessimo i giornali, perché basta, sai bene, guardi, sono un lunedì, lei monta su qualsiasi autobus e sentirà parlare, anche se odia il calcio, sentirà parlare dei rigori, dei polpacci, eccetera, no? E comunque dell'immigrazione, della sicurezza, di tutti questi, ormai si straparla di tutto con assoluta
prosopopea. E quindi quello che dobbiamo fare è arrivare a un consumo critico dell'informazione. Questa è una cosa che secondo me bisognerebbe anche qui ricominciare già dalle scuole, che però ciascuno di noi può fare anche usando quell'ingrediente di base che è il buonsenso. Cioè, voglio dire, quando noi sentiamo delle cose abusate, dobbiamo chiederci, per esempio, quante volte abbiamo sentito l'invasione degli immigrati. Dov'è questa invasione? Cioè, l'immigrazione è un problema, è chiaro. Abbiamo 160 etnie diverse in Veneto, 160 culture diverse, la convivenza è difficile, ma l'invasione non c'è. Io vi faccio un esempio. Il Libano, che ha 2 milioni di abitanti, meno di metà del Veneto, da solo ha più profughi di tutti i 28 paesi dell'Unione Europea messi assieme. E io mi rifiuto di credere che una realtà di 400 milioni di abitanti non riesca a trovare posto integrare qualche centinaio di migliaia di persone. È gestita da cani, gestita veramente in modo scellerato, aumentando comprensibilmente le reazioni negative. Però è solo un esempio. Mi rifiuto di ascoltare quando dicevo fa caldo, no? E allora poi i giornali lo rinforzano con i consigli dei sedicenti esperti che ti dicono ma in agosto vestiti leggero, non uscire alle 2, mettiti un berretto in testa. Se uno il 6 agosto esce col Moncler, la sciarpa e il berretto da lana, vabbè che sarà anche una legge della natura, la selezione naturale, insomma non posso, ma voglio dire, no, è che noi cavalchiamo, andiamo dietro a quest'onda, invece usare la testa e soprattutto, ecco, io dico di nuovo la parola, confrontarci, discutere insieme dei problemi, discuterne pacatamente, cioè non sempre nella logica dello scontro. Io dico una cosa, tu dici un'altra, sei un cretino, sei un idiota, non capisci niente. Guardate la politica come è scaduta a livello di insulti. Insomma, io ho l'età per aver conosciuto generazioni di politici. Qui a Castelfranco avevate i fratelli Sartor che erano un modello, ma vi assicuro un modello di civiltà. Vi faccio un esempio di Padova dove vivo. È il primo sindaco dopo la liberazione, dopo la seconda guerra mondiale, fu un democristiano che fu sindaco per 23 anni, Cesare Crescente, e nell'intervento, la prima volta che venne eletto, il capogruppo comunista fece un intervento dicendo noi non la voteremo perché siamo avversari politici, però dobbiamo dare atto al partito che ha scelto la persona migliore. Questo è, cioè perché... E questa è stata un'altra grandissima lezione di Giorgio Lago in politica, la laicità. Siccome la storia ci insegna che nessuno le ha fatte tutte giuste e tutte sbagliate, nessuno. Pensate a Luigi XIV, il Re Sole, a Premuale dell'Ise, dopo di me il diluvio, e poi viene sepolto nottetempo e in segreto per evitare gli oltraggi della gente. Allora non si giudicano le persone, ma le scelte delle persone. Su alcune scelte posso dissentire, su altre posso approvare. No? Quindi questo è un po' una laicità, vorrei dire, della vita. E riprendersi il buon senso della vita. Vi faccio oppure anche con la semplicità delle persone. Fa un esempio che mi ha intenerito un'anziana signora proprio di un paese vicino a Padova, che aveva una casa, lei non viveva, era disponibile, le hanno chiesto di ospitare quattro immigrati musulmani. E era un po' reticente, poi c'è stata come detto, ma sì, in fin dei conti, siete dei buoni cristiani. Non intendeva dal punto di vista religioso, ma proprio ecco, questo è la semplicità delle persone comuni, è la più grande lezione che possiamo portarci a casa, penso. Bene, se non ci sono altre domande, io avvierei, appunto ringrazio ancora Francesco Iori, in particolare per queste ultime considerazioni, che sono considerazioni che fanno capire in buona sostanza quanto importante comunque rimanga l'aspetto della formazione nelle cose. Cioè lui parlava di consumo di notizie critico. È stato quello che ha detto Iori poco fa. Chi era presente a Ginsburg si ricorderà che parlava della necessità
immediata per il futuro di una filologia digitale, cioè che un metodo filologico cita Capossela, col quale pure abbiamo avuto nel corso della costruzione di questa mostra uno scambio di vedute, che parla della peste del nostro tempo, indicando appunto questa come si può dire, della ipertrofia delle informazioni. Quindi vedete che in questo ciclo di incontri abbiamo parlato di peste, abbiamo parlato di Covid, ma è venuto fuori sotto traccia questo altro tema che secondo me è proprio uno dei temi chiave del nostro futuro. Questo dunque è l'ultimo incontro dei nostri 7 talk legati alla mostra Contagio. Come l'assessore ha preannunciato prima, vedrà la luce appunto il catalogo della mostra, e che appunto ci è stato chiesto a viva voce da parte di tanti visitatori e di tanti anche castellani. Lo appronteremo insomma in questi mesi, dopodiché lo presenteremo pubblicamente. Invito voi tutti insomma a magari seguire le nostre pagine social, ecco, quindi questo che dice prima, la filologia digitale, e dopo invita le nostre pagine social del museo, in cui troverete anche notizie appunto di questo libro. Sarà possibile per chi è da lontano averlo magari in spedizione, e per chi è di Castelfranco insomma poi troveremo altri modi. Grazie a tutti davvero, ringrazio poi, scusatemi se questa serata va un po' così anche con i ringraziamenti, ma tutte le persone che hanno contribuito a costruire questa mostra, insomma, perché è veramente stato un lavoro estremamente corale, e in particolare le persone, sia le competenze professionali che ci hanno aiutato nel costruirla, insomma, e adesso io non faccio dei nomi perché sarebbero tanti. E poi naturalmente tutto il personale della Biblioteca Comunale di Castelfranco, dell'Archivio Storico e del Museo Casa Giorgione, che io li ringrazio veramente di cuore, e chiedo un applauso per loro perché se lo meritano tutti. Perché insomma, è stato proprio un caso di un lavoro nato, diciamo così, dal basso e è arrivato a conclusione. Grazie ancora a tutti, grazie Francesco per questa serata e buona serata a tutti, grazie.